Buonasera. C'è un prodotto italiano che all'estero non conosce crisi, anzi è un successo continuo. È la canzone napoletana. Padre della canzone d'arte napoletana è Caruso, nato 125 anni fa. Un vero e proprio mito. Anzi, ve lo raccontiamo subito e poi andiamo avanti con lo speciale e ce lo racconta il collega Paolo Giani. All'Hotel Vittoria di Sorrento c'è ancora la suite dove Enrico Caruso trascorse gli ultimi giorni della sua vita. Il grande balcone con le arcate che affaccia sul Golfo di Napoli, il pianoforte dove il grande tenore si applicava, il letto dove riposava. E fu qui, con la vista incomparabile sul mare della sua terra, ispirazione prima del suo genio, che Caruso volle venire a chiudere un'esistenza che ne ha fatto una delle figure più grandi del canto mondiale. Un'esistenza che lo ha portato ad essere osannato in ogni parte del globo, ma che partì in un ambiente umile e modesto, in quella Napoli che, sul finire dell'Ottocento, era quella città dolce e ricca di stimoli, piena di artisti, la capitale musicale d'Italia, il maggiore centro europeo della musica vocale. Nel rione San Giovannello, dove nacque Enrico Caruso, c'è la statua del grande tenore proprio in mezzo a quelle strade ora trafficate e piene di confusione, quei vicoli che sanno ancora oggi di stenti e di miseria, teatro di vita dei tanti scugnizi di una volta, laceri, malandati, ma vispi e furbi, pronti al divertimento, alla burla e al pianto con la stessa facilità con la quale sapevano suonare e cantare la più bella e commovente canzone napoletana. E tra loro c'era il piccolo Enrico Caruso. La sua casa natale, l'angusto androne e le scale strette, la stanza dove echeggiarono i primi vagiti di quello che sarebbe diventato una delle stelle di prima grandezza del bel canto italiano in tutto il mondo, sono ancora lì. In questa casa ora ci abitano 3 donne che non sono parenti del grande tenore. Proprio accanto alla casa, la chiesa dei martiri Giovanni e Paolo. Nel coro della chiesa c'era anche il 16enne Enrico Caruso, che qui cantava nei giorni festivi e nelle grandi occasioni. A sera, il giovane Enrico, con i suoi amici scugnizi, si trasferiva al borgo marinaro di Santa Lucia, dove andava a cantare il mare di Napoli. E fu proprio qui, in una piazzetta, tra le barche dei pescatori, che Caruso ha l'occasione di essere ascoltato dal maestro Guglielmo Vergine, che dirige una scuola di canto.
Vergine è colpito da quella voce, al centro della quale vagava una lacrima viva e penetrante, appena soffusa da una malinconia che non poteva non coinvolgere. Il maestro prende il giovane Caruso con sé nella scuola, lo fa studiare gratis e tenta in tutti i modi di farlo conoscere al pubblico e agli artisti. Dopo un primo e difficile debutto operistico, Enrico Caruso prende a frequentare alcuni dei più noti caffè di Napoli, dove si danno convegno molti artisti. Ed è qui che è avvicinato dall'agente teatrale Francesco Zucchi, che gli procura una scrittura al Teatro Cimarosa di Caserta, dove Caruso si misura, tra l'altro, anche con il Faust e la Cavalleria Rusticana. Al ritorno da una tournée in Sicilia, siamo nel 1896, sempre Francesco Zucchi procura ad Enrico Caruso una scrittura per il Teatro Comunale Verdi di Salerno. Qui il giovane tenore comincia a suscitare l'interesse e l'ammirazione di molti addetti ai lavori dell'epoca. Il successo è strepitoso e con il successo arriva la svolta decisiva della vita artistica di Caruso. Nicola Daspuro, critico d'arte e rappresentante della Sonzogno di Milano, scrittura il giovane tenore per la Mignona al Mercadante di Napoli, varie recite al Goldoni di Livorno e poi per quello che è un vero trionfo al Lirico di Milano con la Bohème. Le quotazioni di Enrico Caruso cominciano a salire vertiginosamente. In breve, la fama del tenore italiano travalica l'Europa e l'oceano. Tutti i grandi teatri del mondo fanno a gara per ottenere le prestazioni del grande tenore. È il 1900. Caruso affronta l'esigente pubblico della Scala di Milano, dove ottiene la consacrazione di sommo tenore con la Bohème. Ed è il soprano Ada Giachetti, cui Caruso si è legato sentimentalmente, a procurargli un incontro con Puccini per abbassare di mezzo tono la Tosca. Puccini ascolta Caruso in una prova. Il tenore entra subito nelle grazie del grande e difficile maestro toscano, che si commuove a tal punto da esclamare, abbracciando Caruso: «Ti ha mandato Iddio». Era questo il Caruso, ormai il grande Caruso, quando gli viene chiesto di cantare, la sera del 30 dicembre 1901, l'Elisir d'amore di Donizetti al Teatro San Carlo di Napoli. Felice di ritrovarsi nella sua città e tra la sua gente, Caruso si offre di cantare gratis. Eppure, il grande tenore deve subire l'onta dei fischi del teatro, dove la nobiltà partenopea, forse, non aveva giudicato sufficiente l'ossequio di Caruso. Al termine di quella esibizione, il maestro giura che non avrebbe più cantato a Napoli nella sua Napoli e manterrà questo giuramento. Enrico Caruso debutta nel 1903 al Metropolitan di New York con il Rigoletto. È un successo enorme, con una affluenza di pubblico che il grande teatro americano non aveva mai registrato. Il tenore italiano diviene l'idolo del pubblico statunitense. Brasile, Argentina, Gran Bretagna, ovunque si esibisca, folle entusiaste acclamano Caruso. Bella cosa, giornate sole, un'aria serena, rossa, una tempesta, all'aria fresca. La festa, che bella cosa una giornata sola. Ma tu sai che bello in
Sono gli anni più belli, quelli del giusto trionfo internazionale. Ma l'11 dicembre del 1920, durante una recita dell'Elisir d'amore a Brooklyn, Caruso ha un grave malore. E la sera del 24 dicembre è costretto ad abbandonare la scena durante la recita dell'Ebrea. È il suo addio alle scene e anche al mondo. Il grande tenore sente avvicinarsi la fine, vuole tornare tra il sole e il mare di Napoli, la sua Napoli, dove approda, proveniente dall'America, il 9 maggio del 1921. E sceglie come dimora, come abbiamo visto all'inizio, Sorrento. Va spesso a consumare i suoi pasti in un ristorante vicino all'Hotel Vittoria, un luogo oggi divenuto quasi un museo, dedicato ai ricordi più belli e ai momenti più significativi dell'intensa carriera artistica di Enrico Caruso. Ed è qui, nella terra delle sirene, che il grande maestro eleva il suo ultimo canto per insegnare ad un giovane aspirante tenore la romanza Ma Paris. Il male si aggrava. Caruso, sulla via di Roma, dove va per un consulto medico, si ferma a Napoli, all'Hotel Vesuvio. Qui, il 2 agosto del 1921, la voce di Enrico Caruso si spegne per sempre. In studio abbiamo un tenore che la critica mondiale considera l'erede di Caruso. Si chiama Bruno Venturini. Buonasera. Buonasera. E vorrei subito capire due cose. Primo, perché è così importante la canzone d'arte napoletana e in che cosa si differenzia dal melodramma? Beh, incominciamo col dire che la canzone d'arte napoletana, la grande canzone napoletana, è stata scritta anche da grandi musicisti, Rossini, Tosti, Donizetti, Bellini e tanti altri, Bovio, Gambardella, tutti i grandi di Napoli. E le dico solo questo, mi diceva giorni fa il maestro Kleber a Vienna, Bruno, ricorda che è molto più semplice cantare un'aria di opera lirica che una grande canzone napoletana. La differenza che c'è fra la canzone napoletana e il melodramma, almeno per me, che quando studiavo canto lirico, da giovane, io mi sono sentito realizzato in questa grande canzone napoletana perché riesce l'autore napoletano a dire una storia anche drammatica in 15 versi, storia che un librettista dell'opera lirica deve dire in 50 fogli, 50 pagine. Questa è la differenza.
ha detto quando era giovane. Sì. Quando ha esordito? Io piccolissimo, come Caruso, scugnizzo per la città, quindi ricordo un aneddoto molto bello, qui a Roma mio padre era malato in ospedale di cirrosi epatica, io e mio fratello Peppino girovagamo nei mercatini rionali e quindi io cantavo e mio fratello vendeva maglie e a Porta Portese giravano a rivederci Roma, avevo 12-13 anni io, e nel 55 mi sembra praticamente, e Lanza mi ascoltò, il grande Mario Lanza mi diede $10 e disse ragazzo, you sing very good, sei un grande talento, studia. E qual è il suo cavallo di battaglia? Il mio cavallo di battaglia è la mia antologia della canzone napoletana, discograficamente parlando è un'antologia che ha venduto decine di milioni di dischi in tutto il mondo, quindi la canzone d'arte napoletana, però in questi ultimi momenti, grazie a Marcel Pravi dell'Opera di Vienna, direttore artistico dell'Opera di Vienna, e il maestro Kleber, Willy Waters, tutti questi grandi nomi della lirica, mi hanno trascinato in un'avventura bellissima. Io oggi canto anche le aree di opera, operetta, la grande romanza, e ho 2 dischi che hanno venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo. Ho capito. Di fronte a quali grandi del mondo lei ha cantato? Beh, le posso dire quasi tutti, da Clinton durante il G7 a Napoli, Kurayama, il presidente cinese Deng Xiaoping nell'84, sono stati il primo artista dell'arte occidentale a cantare lì a Pechino con il maestro Franco Zaulice e Ilario Fiore, che è della RAI, quindi ho cantato per la principessa di Kent, per i reali d'Inghilterra, per Cole, per la Grace Kelly, ancora per Brezhnev, ancora per Gorbaciov e ultimamente per Chirac. Era un breve accenno, era giusto per introdurre ora un frammento, sì, un frammento visivo proprio dei suoi successi, e vogliamo incominciare da dove? Ma io direi dalla patria della bella musica, Salisburgo, ecco, so proprio con l'orchestra dello Staatsoper di Vienna. E poi dove vogliamo andare con questi ricordi? Spostiamo dall'Europa in America e in Asia. Diciamo 3 minuti? Sì, non sì, di più, 3-4 minuti, poi proseguiamo con lo speciale nel raccontare l'importanza della canzone napoletana. Intanto sentiamo e vediamo Bruno Venturini. Santa parola d'amore. Qua siamo in America, a Springfield, omaggio a Caruso, sto cantando Tosca, L'Oceano delle Stelle, di Puccini. Sa perché c'è quella sedia vuota sul palco? No, perché c'è seduto Caruso. È il mio spirito guida. Lei mi darà del pazzo, ma è così. Qui siamo in un concerto di antologia napoletana. La grande orchestra. Maestro disco che dirige. È omaggio a Caruso, sì, durante l'estate scorsa, a Sorrento. Questo è l'omaggio a Caruso a Sorrento. Sì, ma non è mai capitato di speccare? Fino adesso, grazie a Dio, no. Perciò Don Enrico mi aiuta, il grande Caruso mi sta vicino. Qui siamo al Festival Mondiale delle Arti a Pechino, c'è questo concerto finale. Io e Zauli abbiamo vinto il primo premio con la Napoli di Caruso. Questo è un bis solo mio. Santa
là dello spirito guida, possiamo però dire una cosa, che avere una bella voce è un dono, ecco, se lei ci crede è un dono di Dio, possiamo dire, certamente, no? è un dono di natura, Dio, ecco. un dono di natura, certo. Che cosa c'è di difficile nella canzone napoletana? Guardi, la canzone napoletana non è difficile per chi ha i numeri. Molti lirici, in particolare, si ostinano ad avvicinarsi a questo genere e non ne hanno la spiritualità per farlo. Quindi non è un'autorizzazione che Caruso ha scritto perché la cantava Caruso, la canto pure io che sono tenore. Caruso la cantava perché Caruso era il tenore dei tenori, era il grande cantante. Caruso cantava da lui e là, la tarantella napoletana a che geri da manina, cantava tutto. Mi ha fatto venire in mente una domanda che però le porrò proprio come ultima. Intanto le chiedo, se non c'è nulla di difficile, Sì. che cosa c'è di artificiale? Niente, è tutto naturale. Cioè in effetti la canzone è stata scritta a Napoli dai grandi poeti, dai grandi musicisti e hanno tutta una storia, un perché, anche storico, è stata scritta. Lei se ascolta per esempio un Bovio, che durante le 4 fasi atmosferiche, diciamo, ecco, primavera, autunno, inverno ed estate, lei vede un Bovio che piange durante l'inverno, che sorridente durante l'estate, è amoroso. Quindi anche l'atmosfera a Napoli ha influito su queste realizzazioni, su questa nascita di questi brani immortali. Diciamoci la verità, la canzone nel mondo è Napoli, è questa qui, è la grande canzone napoletana, è quella italiana. In tutto il mondo si studiano i miei metodi, cioè hanno stampato il mio repertorio in Cina Popolare, in Russia, dove i ragazzi attingono da questa ricetta di Bruno Venturini, perché faccio didattica. Vabbè, diciamo che questo è il genere più conosciuto e Certo. anche in qualche modo più facile da raccontare all'estero. Certo. Nuove forme di musica e di musicalità, certo. ci vuole tempo. Certamente. Venturini, volevo intanto capire perché c'è, come dire, delle sensazioni, Sì. delle atmosfere di solitudine nella canzone napoletana, o sbaglio? Ma guardi, c'è anche questo, però c'è tanta allegria pure nella canzone napoletana. Nella mia antologia ci sono alcuni volumi che sono dedicati. Lasci perdere la sua antologia, in genere. In genere, dico. ecco, non come trovo faccia- che ci sia... no. Come facetta mamma, è un pezzo allegro, inneggia alla bellezza della donna. E addirittura il poeta Gambardella, che è un poeta pittore, dice: per farti questa pelle così bella, questi occhi belli, questi capelli, tua madre ha dovuto mescolare tutti i tesori del mondo, dell'oro, delle miniere dell'oro, tutte le fragole dei giardini con le ciliegie, e quindi per tirar fuori questa bellezza. Lei dice molto spesso io, perché ovviamente ci deve essere un senso di protagonismo sano e buono nel raccontare. Dottor Nobrici, ma non è che io dico io, anche perché sono solo a parlare. Qui se ci fosse stato il maestro Franco Zavoli, lui parlava meglio di me. Ma un attimo, però se ci fosse stato Pavarotti ad esempio, la imbarazzata? No, con piacere, perché? Sì? No. Non c'è gelosia? No, da parte mia no. Da parte mia no, anche perché praticamente c'è stata per il passato qualche cosettina, io da buon cattolico ho ritirato tutto, anzi fu un plagio commerciale, lo sa tutti il Vabbè, mondo. adesso non c'è Pavarotti, non Per carità, sappiamo. io lo come stimo, finite, ecco. io lo stimo, grande tenore lirico, lo stimo. Ma non avete mai cantato insieme? Non mi ha mai invitato al suo Pavarotti and Friends, non so perché, eppure sarebbe stato bello duettare un brano napoletano insieme a Pavarotti e Pavarotti insieme a Venturini. Lei non ha mai invitato Pavarotti? No. Ma io lo inviterei pure, ma non viene. Se lui non mi invita a me, io non invito lui. Insomma, mi pare di capire che nell'ambiente c'è un po' di gelosia, o sbaglio? No, non c'è gelosia, no, soltanto c'è questo, che io sono stato aggredito. No, vabbè, basta, no, non c'è Pavarotti, quindi non posso sapere di che benissimo. tipo di aggressione, anzi, Ritiriamo, ritiriamo aggredito. certo. È successo qualcosa? No, mi pare No, che... c'era un plagio che io ho perdonato. Vabbè, comunque insomma, ovviamente se poi potremmo avere la versione di Pavarotti e rispondere, Ma io- qui gli studi per Pavarotti io sono sempre certo. aperti. Venturini, intanto andiamo avanti, cerchiamo di capire l'importanza della canzone napoletana, Sì. con Paolo Gianni che realizza questa seconda Certo. parte dello speciale con un ospite di eccezione. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari e io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te. Paolo Limiti, come nasce la canzone italiana, il bel canto italiano famoso nel mondo? La canzone italiana è buffissimo, perché la canzone italiana nasce secondo me un pochino
con l'andare avanti della meccanica, della tecnica, delle cose nuove. Fino al periodo in cui c'è la grande canzone napoletana, ovviamente tutto resta un po' ristretto nei confini, no? Diciamo che più o meno era tutto intorno a Napoli, c'era questo gran bel canto italiano, queste cose straordinarie che abbiamo sentito. Poi però quando cominciano ad arrivare gli elettrodomestici, le possibilità di comunicare, la gente si sposta, insomma tutto come avanza diciamo la civiltà, tra virgolette, avanza anche la canzone. Perché? Perché c'è la necessità di fare cantare anche quelli che stanno fuori. I Café Chantant non sono più soltanto quelli di Napoli e dintorni, ma cominciano ad esserci anche a Milano, a Firenze, da tutte le parti. Quindi lì arriva questa necessità di fare una canzone che sia in lingua italiana, che tutti la possano capire in qualche modo. Ciribiribim, per esempio, questo bel valzerino a duetto che ha fatto grandissime cose, direi che è il punto di partenza della grande canzone italiana. Abbiamo preso tutto il bagaglio melodico che era parte integrante del nostro modo di essere e l'abbiamo trasferito sulla canzone italiana. Ecco, ma questo bel canto italiano, questa musica italiana, sì, come è stata vista nel mondo, all'estero, nel corso di questi anni? Ma parlando della romanza e della canzone, perché è proprio l'argomento che stiamo affrontando noi questa sera, è stato sempre visto malissimo. Voglio dire che per parecchio tempo sono state denigrate tutto quello che è stato quel periodo storico, musicale, che è proprio poi un po' la nascita della canzone, che direi che va a grosso modo, fai conto, una decina d'anni dopo l'unità d'Italia, fino alla scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quel periodo musicale è stato sempre molto deriso, nel senso che si pensava che fosse ripetitiva, non andava molto alla ricerca, non seguiva quello che doveva essere proprio un continuo elaborare della storia, mentre importantissima invece per tutti noi, perché era melodica, era bella e piaceva, e ce la copiavano. In un'epoca in cui c'era un'Europa che arrivava da noi continuamente, perché in quel periodo, subito dopo l'unità d'Italia, eravamo molto più internazionali di quanto non lo siamo oggi, in effetti sentivamo le correnti da tutte le parti che ci arrivavano. Allora, quando arriva questa cosa, ce la copiavano tutti, ce la copiavano i francesi, ce la copiavano i tedeschi, ma non arrivavano a quel quid, a quella marcia in più che era parte del nostro temperamento e nessuno ci poteva portare via. Ecco, facciaci un po' di bene. Quanto ha contribuito il genio italico in tutto questo? Beh, al massimo, devo dire che il genio italico è stato quello che ha dato proprio le radici a questo tipo, a questo modo di cantare, a questo bel canto, questo canto che è vaporoso, che è pieno di, è corposo se tu lo senti, ti permette di fare i chiaroscuri in mezzo mentre tu canti, perché abbiamo queste possibilità. Ecco, direi che questo è stato importantissimo per noi. Cantare, Andando in giro per il mondo, facciamo caso così, gli Stati Uniti, diciamo, è sì, un brano come volare, è quasi un po' il simbolo della canzone italiana. certo. Ecco, quindi Domenico Modugno, vogliamo un attimo vedere i nomi principali che hanno segnato questo cammino del bel canto italiano, però partendo chiaramente dalle origini, andando un po' indietro, non so, magari Certo. da Meme Bianchi. Meme Bianchi è stata una delle prime grandi star della radio italiana, forse la prima, direi, quella che ha avuto un grosso nome, aveva questa voce come si usava allora, però estremamente pulita, argentina, funzionava veramente alla grande. Questo è stato un personaggio, per esempio, che è stato amato subito. Ti voglio solo per me, nel dolce incanto d'amor, ti voglio ancora per te, tu dai la vita al mio cuore. Aveva un repertorio abbastanza vasto, cioè non era caratterizzata Meme Bianchi, perché prendeva la canzone classica, il bel canto italiano, ma prendeva anche la canzone americana, la assorbiva e se la trasformava, la adattava al nostro tipo di gusto. Quindi lei è stata, diciamo, la prima star entro i confini, però. Chi può uscire alla grande è per esempio Carlo Buti dello stesso periodo. Carlo Buti è stato pensate, un ragazzo che nasce tra l'altro toscano, nemmeno napoletano, anche se poi è
è associato alla grande melodia napoletana lui, però cantava stornelli eccetera, e Feola, che era un editore, quello della canzonetta napoletana, lo sente cantare, lo trova talmente straordinario che se lo porta alla Piedigrotta, e dagli anni 30 in avanti lui diventa una bomba, questo Carlo Butti. Perché? Perché la radio lo rende anche questo una stella, forse il primo vero cantante che diventa una stella assoluta e supera i confini. Perché? Perché piace agli emigranti, perché ha un modo di cantare che ricorda l'Italia in qualunque parte tu vada, perché la radio e i dischi lo portano dappertutto. Ovviamente non ci dimentichiamo, l'abbiamo visto già in questa serata, che Caruso è stato il primo a dare questo grande via, a cominciare a spaccare, a portarci all'estero. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato al fine libertà. Vogliamo dimenticarci di Claudio Villa, che ha avuto anche lui un iter molto, diciamo, dallo scoppio della guerra in avanti, ha lottato disperatamente e ha avuto due carriere, direi. La prima carriera dove cantava in falsetto, aveva un polmone completamente scassato, quindi praticamente non riusciva a respirare bene e non poteva forzare, quindi andava in alto. Quando si sistemò quei polmoni, improvvisamente abbiamo la seconda carriera, che invece è quella proprio di tenorino, direi anche questo alla Caruso, no, vogliamo dire, nel senso che riprendeva proprio quei classici modi di cantare che Caruso aveva dato al disco, soprattutto al disco. Anche qualche donna possiamo ricordare, non so, dico sì. Mina, Milva. Sì, esatto. Direi che questi sono però personaggi più un pochino più staccati dalla canzone italiana, perché anche se l'hanno cantata, anche se l'hanno resa grande, anche se le loro voci sono straordinarie, Mina è un po', che possiamo dire, la più grande forse che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, però un po' da culto, no? Cioè una cantante che ha, più che la melodia italiana, lei è melodica di suo. Ma quando brucia il sole della passione, io vedo te. Milva è ancora l'Italia invece secondo me che va all'estero, è l'italiana nuova, l'Italia che affronta i mondi nuovi, li assorbe, li rende suoi, ci mette di suo quello che può fare, ma ecco, è forse l'unica del gruppo che non appartiene al bel canto italiano. Milva, infatti, se voi dite Milva dite subito nello stesso fiato Brecht, oppure dite Milva e dite nello stesso fiato Theodorakis. È l'internazionalizzazione del canto italiano. Ecco, è sempre antipatico fare classifiche sui cosiddetti contemporanei. Facciamo due nomi Pavarotti, prendiamo Pavarotti, secondo me. Pavarotti è uno che anche quello ripercorre, ha cominciato a togliere la sacralità del tenore, che non poteva affrontare niente che non fosse strettamente lirico, e a un certo punto dice no, userò la mia voce anche per cantare romanze, canzoni italiane, eccetera, e ha portato all'estero, sta riportando all'estero la canzone italiana. Se voi andate ora all'estero troverete e sentirete delle melodie italiane grazie a Pavarotti, perché le ha cantate e loro hanno ritrovato il gusto, questo gusto, insistiamo, dove c'è melodia e accompagnamento, punto. Fronte a te
fare qualche altro nome Sì. tra i giovani? Sì. Beh, per esempio, direi che i più grossi oggi, in qualunque punto del globo si vada, sono Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Ed è di nuovo solitudine, anche stanotte sentirò L'amargura dello effimero, perché se marcho, amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas ipotéticas. Loro sono due voci strettamente italiane, però siamo ormai fuori dai canoni del bel canto, siamo ormai nel mondo di oggi. Il mondo di oggi è diverso, allora cioè è molto più piccolo, no? È diventato un mondo dove si arriva dappertutto in pochissime ore, dove una cosa la programmi oggi in Sud America e mezz'ora dopo la senti in Italia e un quarto d'ora dopo sta in Inghilterra, per cui il mondo si sta avvicinando per quello che è l'espressione musicale, e allora, pur non essendo più i classici cantanti all'italiana, come diciamo noi, cioè i Villa, i Tajoli, i Carlo Buti, eccetera, diventano i cantanti sempre con un'impronta italiana, nel senso che hanno quel minimo di sentimentalismo che ci caratterizza da tutte le parti, che hanno un modo un po' passionale di essere, eccetera, però funzionano bene anche dalle altre parti. Quindi, ripeto, in qualunque parte del globo troverete Eros Ramazzotti e Laura Pausini come espressione oggi dei cantanti. Nessuno come loro, credetemi, loro i più famosi. cantar al amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Beh, abbiamo molti elementi di documentazione, Certo. anzi dovremmo andare avanti ancora per molto, ma solo più un paio di minuti. Venturi, lei è napoletano, è superstizioso, ma se le venisse meno la voce? Ma dottore, canterei in playback, lo fanno tutti. Lo fanno tutti, canterei pure in playback. L'ha mai fatto? No, mai. Preferisco cantare dal vivo perché in effetti l'espressività, il pubblico, l'atmosfera comunica delle sensazioni immediate. Le faccio quella domanda che avevo pronunciato per ultima. La musica napoletana, Sì. bisogna sentirla o bisogna anche capirla? Bisogna sentirla e capirla. Bisogna sentirla per una certa sensibilità che è innata nell'artista. Bisogna avere tutti i numeri per poterla cantare bene, per poterla con umiltà cantarla, perché in effetti questa canzone è così grande che va affrontata anche musicalmente con umiltà. Molta gente si ostina a stravolgere le armonie, a mettere armonici nuovi. No, mi diceva Umberto Michelangeli, che è fratello di Benedetto Michelangeli, la Scala di Milano, che incide dischi con me. Questa è musica così attuale, sta gente ha scritto cose 200 anni fa che andranno per altri 1000 anni avanti e stiamo sempre a questo livello importante ed eccezionale. E questa è la canzone napoletana. Perciò io dico, bisogna avere l'umiltà di cantare questa canzone, bisogna capirla, bisogna sentirla, è un fatto di pelle, è un fatto di sensibilità artistica. Insomma, siamo partiti Certo. da Napoli, abbiamo fatto il giro del mondo assieme alla canzone napoletana e giustamente siamo tornati a Napoli. Grazie per averci seguito, buonanotte a tutti e alla prossima.